Prima il volo, poi il tonfo, infine le urla. L'alba di lunedì nelle palazzine di via Villaraspa a Bassano ha avuto un risveglio drammatico quando poco prima delle 4:30 è stata udita la caduta dal secondo piano di una donna di 36 anni che era all'interno dell'appartamento del compagno. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del SUEM e le pattuglie dei carabinieri che hanno smentito l'ipotesi del coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Si propende infatti per un gesto volontario legato probabilmente ad uno stato di disagio che la donna avrebbe già espresso in passato. Questa è la palazzina civico 37 di via Villaraspa dove si è verificata la caduta di questa donna nella parte interna del condominio, una struttura che è addossata ad altre strutture abitative presenti nella zona nei pressi della stazione ferroviaria. La 36enne è stata ricoverata all'ospedale San Bassiano con fratture multiple specie agli arti inferiori. Solo dopo il risveglio dalla sedazione sarà possibile agli inquirenti sentire la sua versione dei fatti e la motivazione del gesto che ha creato grande scompiglio e preoccupazione tra i residenti del complesso residenziale. Il fatto che le finestre di alcuni appartamenti fossero rimaste aperte per il caldo ha consentito l'immediato intervento dei soccorsi e il primo aiuto alla donna ferita.